La fondazione di Venezia può essere definito un fenomeno spazio-temporale che non è circoscrivibile ad un particolare momento storico. È un fenomeno di lunga durata in cui si assiste alla creazione sulle terre incerte di una città che è tutta artificiale. È artificiale perché è basata su un tessuto di fondazione guadagnato palmo a palmo, inventato con la tecnica, e quindi la fondazione fisica dovette a un certo punto corrispondere in qualche modo a quella che fu la identità e la consapevolezza di una specificità che non corrispondeva ad altre situazioni, ad altre realtà in nessun'altra parte del mondo. Questa consapevolezza di questa identità si può collocare in un momento storico che va fra la fine del 200 e gli inizi del 300 e ha il suo clou in una congiura, la congiura di Baiamonte Tiepolo. Ma andiamo per gradi. Dicevamo, queste terre incerte erano state abitate perché dei fuggiaschi, spinti dalla paura, dovettero adattarsi a vivere non potendo ritornare nella più fertile pianura, e quindi trasformarono queste isole, questo arcipelago, in una città. Ma la consapevolezza che questa città doveva tutta la sua libertà e la sua identità ad un assetto istituzionale particolare, ecco che si concretizzò nella serrata del Maggior Consiglio. Fino al 1297 i nobili veneziani si riunivano in un arengo simile a quello dei comuni delle altre città di terraferma, ma nel 1297 si sentì il bisogno, sotto il doge Piero Gradenigo, di formalizzare un numero chiuso di famiglie che potessero partecipare al Maggior Consiglio. Il Maggior Consiglio era il luogo in cui si spartivano le cariche, si decidevano i ruoli, era insomma il cuore politico della gestione amministrativa della città. Cosa interessante è che nel 1274 era stata emanata una legge sul conflitto di interessi, cioè tutte le famiglie, tutti i patrizi che avevano proprietà nella terraferma non potevano assumere decisioni riguardanti la terraferma. E questa fu una legge molto, molto saggia. Perché? Perché dopo la crociata, la quarta crociata del 1204, quando i veneziani presero Costantinopoli, il patriziato aveva accumulato notevoli patrimoni, una notevole liquidità che investì certamente nei traffici commerciali, ma per la saggia legge della differenziazione degli investimenti investì anche nella terraferma. Quindi molte famiglie patrizie diventarono anche proprietarie terriere e cominciarono ad avere degli interessi nella terraferma. Ecco perché nel 1274 si attuò questa legge molto saggia. Si cominciò a capire che l'ideale delle signorie terriere dinastiche poteva non essere in armonia con l'ideale invece di una repubblica mercantile basata su questa autonomia sia da terra che dal mare, che la rendeva grande nei commerci ma grande anche negli scambi con la terraferma e nella sua autonomia fra terra e mare. Quindi la serrata del Maggior Consiglio costituì in un certo senso un sistema per chiudere l'accesso a quelli che potevano essere interessi avulsi dagli interessi primari di questa Repubblica che si stava creando la sua situazione anfibia ideale di autonomia e di libertà assoluta. Alcune famiglie, dicevo, come i Tiepolo, come i Badoer, come i Querini, che avevano raccolto grandi ricchezze, le avevano investite in terraferma. E scoppia il casus belli quando muore Azzo VIII d'Este, signore di Ferrara. Ferrara è un punto strategico. Ferrara interessa sia al papato, allora
il papato mirava molto, come del resto anche i padovani, sia alle valli di Comacchio che alle saline di Cervia, e i veneziani avevano dei collegamenti diretti con questi luoghi. Quindi molti appetiti si intessono attorno a Ferrara e le varie presenze, i vari potentati avanzano i loro candidati. Venezia occupa Ferrara, cerca di conquistarla con la forza. Le sbarra il passo però Clemente V. Clemente V è a Avignone, ma non demorde, seppur lontano, dall'avanzare le proprie mire di potere proprio su Ferrara. E Clemente scomunica a Pietro Gradenigo e poi l'interdetto. A condurre le truppe a Ferrara è Marco Querini. Marco Querini che quando il Papa Clemente V gli ordina di ritirarsi, si ritira e lascia allo sbaraglio le truppe veneziane che vengono massacrate nel castello di Tedaldo. Questo episodio divide il Maggior Consiglio. Alcuni vogliono processare Marco Querini come traditore, altri invece approvano la scelta filopapale dei Querini. Ma non è solo il problema dei Querini che va a ostacolare l'operato di Pierazzo e del Doge. Il grande oppositore sarà Baiamonte Tiepolo. È di una dinastia di dogi. Jacopo Tiepolo era stato doge fra il 1229 e il 1249 e aveva governato bene. Era della casata dei Tiepolo di Sant'Agostin, ma anche il figlio era stato eletto doge, Lorenzo Tiepolo, fra il 1268 e il 1275. Era stato vincitore di San Giovanni d'Acri. Anche lui godeva di grande fama, di grande stima in città. È per questo che quando nel 1289 si andò a eleggere un nuovo doge, il popolo acclamò il figlio di Lorenzo Tiepolo, cioè Jacopo Tiepolo, come il doge ideale. Ma lo stesso Jacopo Tiepolo si rese conto del pericolo di trasformare la Repubblica di Venezia in una signoria dinastica. Era un pericolo grande, avvertito in maniera forte dalle famiglie patrizie del Maggior Consiglio. Ecco perché a Jacopo Tiepolo si preferì Pietro Gradenigo, che prese potere nel 1289 e quindi lo tenne poi fino al 1311 quando morì. Ma se Jacopo Tiepolo si era comportato da vero signore perché si era ritirato nel momento dell'elezione del doge nei suoi possedimenti a Marocco nel Trevigiano, il figlio Baiamonte aveva mal digerito questa scelta e aveva cominciato ad ostacolare tutte le scelte politiche del Pietro Gradenigo. Baiamonte poi si era imparentato anche con la famiglia Querini. Aveva sposato la figlia di Marco Querini e i due, mentre passava il tempo, ecco che cominciavano a tramare. La famiglia Querini aveva una bellissima casa, detta la Domus Grande, che era proprio vicino al ponte di Rialto, dove sorge adesso l'attuale pescheria di Rialto. E in questa Domus Magna si riuniscono con Baiamonte Tiepolo e tramano anche con la famiglia Badoer, che è imparentata con i da Peraga di Padova. Tramano di ordire una congiura che dovrà svolgersi nella notte fra il 14 e il 15 giugno del 1310. È una notte di festa. È un sabato fra il sabato e la domenica, quando tutti staranno riposando, e quindi tramano di partire dalla casa di Badoer o Badoer,
attraversare il ponte di Rialto, che allora era in legno e levatoio. Allora a Venezia si andava a cavallo, i patrizi andavano a cavallo, tant'è che per convocare il Maggior Consiglio si suonava una campana del campanile che si chiamava la trottiera, perché appunto i patrizi dovevano mettere al trotto i loro cavalli per confluire tutti a Palazzo Ducale alla riunione del Maggior Consiglio. Quindi le truppe dei congiurati, seguiti da mercanti, da popolani, da persone scontente, perché l'interdetto aveva creato una situazione di povertà, di una crescente miseria in città, ma soprattutto aveva creato grossi problemi, perché quando il Papa scagliava l'interdetto contro una nazione, tutto il popolo dei cristiani degli altri luoghi era libero di non pagare le tasse, di non pagare debiti, di non solvere i propri doveri economici con chi aveva ricevuto l'interdetto. E quindi questo aveva messo in crisi molti mercanti veneziani, aveva messo alle strette e in povertà i popolani, perché i prezzi delle derrate alimentari erano aumentati, e quindi c'era una situazione di disagio generalizzato. Su questo disagio ecco che i Baiamonte e Tiepolo, quindi i Tiepolo e i Querini, avevano cercato di montare la loro congiura e di creare un dissenso diffuso. Quindi il programma era quello di andare con le truppe. Ecco, questa è una pianta che è posteriore, infatti vedete che il ponte di Rialto è in pietra, tuttavia è una pianta che ci fa capire come le truppe si dovessero dividere in due falangi, passato il ponte di Rialto, con a capo le due falangi, da una parte i Querini, Marco e il figlio Benedetto, che avrebbero dovuto prendere Calle dei Fabbri e arrivare in piazza San Marco dal Ponte dei Dai, e dall'altra parte invece il Baiamonte con l'altra falange avrebbe dovuto percorrere tutte le mercerie e le due falangi si sarebbero riunite in piazza. Ma mentre avevano organizzato tutto e mentre stavano tramando, ci fu un delatore, Marco Donà, che era stato un grande escluso dal Maggior Consiglio e che avrebbe fatto di tutto per tornarci. Avrebbe fatto appunto di tutto, quindi tradì i congiurati e raccontò tutto al doge. Per cui le truppe ducali erano già pronte a riceverli. Ma mentre le due falangi stavano partendo per attaccare la piazza dalle mercerie e da Calle dei Fabbri, ecco che sarebbero partite da Padova degli altri armati, si sarebbero imbarcati a Lizza Fusina e avrebbero sferrato l'attacco dal bacino di San Marco. Avrebbero percorso il canale della Giudecca e quindi ecco che le truppe ducali si sarebbero dovute trovare fra due fuochi e quindi soccombere. Avrebbero voluto prendere il doge e giustiziarlo per sostituire al dogato Baiamonte Tiepolo. Ma cosa successe? Nella notte, siamo una notte di giugno e sono frequenti i temporali estivi. Scoppiò un temporale terrificante, dei peggiori, e ritardò la marcia dei congiurati. Marco e Benedetto Querini, quando arrivarono alla fine della Calle dei Fabbri, al Ponte dei Dai, trovarono ad aspettarli le truppe del doge e vennero massacrati. I loro corpi furono lasciati a pezzi su questo ponte e la falange che stava a incalzare alle loro spalle si trovò assolutamente sgomenta e dovette impiegare un po' di tempo, ovviamente lottando con le truppe ducali, per cercare di ricongiungersi alla falange di Baiamonte che stava arrivando invece dalle mercerie. Questo è il Ponte dei Dai, che poi ebbe il nome di Ponte del Malpasso, proprio per ricordare questo eccidio dei Querini. Quelli che sopravvissero
cercarono di prendere la calle del Cappel Nero per ricongiungersi alle Mercerie, dove stava arrivando appunto Baiamonte Tiepolo. Eccolo a cavallo e al suo fianco c'era evidentemente chi portava il suo stemma, la sua insegna. L'insegna era importante perché i congiurati avrebbero potuto riconoscere il capo e seguire in questo labirinto di callette dove si erano tutti stipati, avrebbero potuto quindi ricongiungersi e sferrare l'attacco decisivo alla piazza. Ebbene, a questo punto succede l'imprevedibile, l'imprevisto, la cosa assolutamente assurda. Proprio sul portico che congiunge la calle del Cappel Nero con la Merceria si affaccia una vecchia, ha un pesante mortaio sulla finestra, il mortaio cade o forse lo lancia e colpisce l'alabardiere. Colpisce l'alabardiere che resta assolutamente secco, viene fatto secco da questo mortaio, muore sul colpo. Sparisce ogni riferimento per i congiurati, ma soprattutto lo stupore, lo sgomento blocca, li paralizza. Lo stesso Baiamonte viene disarcionato e comincia a difendersi nel fango, nella melma. Intanto gli arcieri della Repubblica sono saliti sui piani superiori delle case che si affacciano sulle mercerie e cominciano a colpire con le frecce i congiurati. Non solo, i cittadini scagliano di tutto sulla loro testa per cercare di bloccare l'assalto al Palazzo Ducale. E nello sgomento generale a Baiamonte non resta che ordinare la ritirata. Si ritira in fretta e furia e si ritirano, ecco qui il sottoportico con la donna, la vecchia del Morter, che appunto sta scagliando o comunque sta urtando il pesante mortaio, e ecco come poi le immagini della pittura successiva, ecco che idealizzano questo momento come uno dei momenti in cui intervennero i santi protettori di Venezia a creare questa situazione che era imprevedibile ma che sicuramente forse era prevista proprio dal volere divino. Ecco quindi il mito di Venezia che viene salvata, tutelata e protetta dalla divinità anche con fatti eccezionali come questo. Faccio osservare in questo dipinto come sia ritratta la torre dell'orologio che ancora non era stata costruita, ma comunque importante è il riferimento del luogo proprio per ricordare invece l'evento della sconfitta e della morte quindi dell'alabardiere di Baiamonte. La tempesta che aveva ritardato l'arrivo e l'attacco di Baiamonte aveva provocato un disastro per le truppe che provenivano da Padova. Infatti Badoer si era imbarcato a Lizza Fusina, ma si era in men che meno anche arenato a causa della pioggia battente, dei fulmini, dei tuoni, e questo aveva favorito l'attacco di Ugolino Giustinian, podestà di Chioggia, che gli era venuto incontro da Chioggia per cercare di sbarrargli la strada. Ma questo ovviamente Piero Gradenigo, il doge, non lo poteva sapere e quindi non volle utilizzare tutte le sue forze per sbaragliare i congiurati di Baiamonte e lasciò che si ritirassero, e infatti Baiamonte e i suoi cercarono strenuamente di resistere, ma ben presto ordinarono il ritiro. Si ritirarono verso Campo San Luca e a Campo San Luca trovarono però i confratelli della Scuola della Misericordia, attuale Accademia delle Belle Arti, era quella la scuola grande della Misericordia, ma anche i confratelli della Scuola dei Pittori, che stavano proprio lì nel campo di San Luca, avevano la loro sede lì. Bene, questi confratelli ingaggiarono una lotta strenua e colpirono moltissimi di congiurati, i quali fuggirono di nuovo verso di altro. Questo è il cippo portabandiera che ricorda appunto questa notte
strenua del 1310. Abbiamo il Leone di San Marco e in secondo piano in secondo livello abbiamo il simbolo della confraternita della Scuola Grande della Misericordia e sotto il simbolo della confraternita dei pittori, dell'arte dei pittori. I congiurati quindi ritornano in fretta e furia, varcano il ponte di Rialto, distruggono la parte levatoia, bruciano tutte le barche che erano ormeggiate e si chiudono, si barricano nella zona di Rialto, dove faranno una strenua resistenza per 3 giorni. Bene, in questi 3 giorni ci saranno delle trattative politiche molto serrate. Alla fine Bajamonte accetterà di andare in esilio, ma non finirà così per gli altri congiurati. Le condanne saranno esemplari. Badoer sarà decapitato il 22 giugno del 1310 fra le 2 colonne di San Marco. Il giorno dopo toccherà a congiurati minori, ma soprattutto congiurati di terraferma. Il potere ducale sarà terribile nei confronti appunto dei congiurati che provengono dalla terraferma, Saggino, Cecco, Giovanni, Gerardo d'Este, cioè ci sono delle decapitazioni pubbliche e ufficiali e vengono anche impiccati. Ma poi ci sono delle azioni simboliche e ufficiali. Viene rasa al suolo la casa di Bajamonte Tiepolo a Sant'Agostino e viene rasa al suolo per 2/3 la casa di Marco e di Pietro Querini. La Domus Magna infatti apparteneva a 3 fratelli, ma solo 2 avevano sostenuto i congiurati e quindi giustizia della Repubblica vuole che la casa sia abbattuta per 2/3. E resterà questo mancone finché poi alla fine verrà anche distrutto quell'altro, l'ultima parte, e attualmente quella casa è diventata la sede delle pescherie di Rialto. Questa è la zona di Sant'Agostino dove si trovava la casa di Bajamonte Tiepolo. Quella indicata dalla freccia è Calle Bajamonte Tiepolo, appunto c'era anche una chiesa, ma anche la chiesa poi fu demolita. E al posto della sua casa, ecco che fu eletta una colonna infamante, una colonna che doveva ricordare la grande infamia di questo traditore della patria. Questa colonna, come vedete, è rotta e si trova adesso al Museo Correr, perché Bajamonte, pur andato in Slavonia, dove aveva una zia, appunto, che regina di Rascia, che lo accolse, continuò a tramare contro la Repubblica. Questa colonna infame restò sul luogo della sua casa, ma ci furono dei suoi affiliati che cercarono di romperla, cercarono di divellerla dal luogo. Il luogo però fu segnato a terra, vedete località della colonna di Bajamonte 1310, e sulla colonna c'era scritto: di Bajamonte fo questo terreno e mo per lo suo iniquo tradimento s'è posto in comun per altrui spavento e per mostrar a tutti sempre seno. Quindi ecco il monito per ricordare quale sarebbe stata la fine di coloro che avessero tramato contro la Repubblica. In realtà Bajamonte continuò a tramare a lungo contro la Repubblica finché non fu ucciso da una mano sicaria e sparì in silenzio dalla storia. Ecco l'immagine che vi mostra dove ancora resta l'inserzione lapidea sul selciato che indica il luogo della colonna di Bajamonte Tiepolo, e questo invece è il luogo in cui sorgeva la Domus Magna dei Querini. Ma le condanne non furono solo queste. Vi furono anche altre casate che avevano assecondato i congiurati. Per esempio i Balduino e i Condulmer non poterono affittare le loro case a stranieri senza il permesso del Consiglio dei 10, e le porte dell'abitazione del palazzo dei Balduin dovettero restare aperte fino al 1422. Questa era una condanna infamante.
ma soprattutto fu negato alle famiglie dei congiurati l'accesso al Consiglio dei Dieci. Il Consiglio dei Dieci nacque appunto in seguito alla condanna di Baiamonte Tiepolo. E quando all'inizio io ho voluto ricordare che la fondazione di Venezia ebbe dei momenti chiave negli assetti istituzionali della Repubblica, bene, la nascita del Consiglio dei Dieci fu sicuramente uno di questi momenti fondamentali, importanti, per radicare all'interno degli assetti repubblicani un anticorpo contro la possibile volontà di alcuni patrizi, di alcune famiglie nobili, di tramare contro la città, di tramare contro il governo e contro gli assetti repubblicani. Quindi il Consiglio dei Dieci, che divenne l'organo supremo della libertà repubblicana, si stabilì non potesse essere composto da famiglie che avevano tramato, che avevano degli odi in sospeso con altre famiglie. Ad esempio i Querini furono ammessi a far parte del Consiglio dei Dieci solo nel 1406. E una cosa che non si dice, o comunque che non si è mai voluto osservare in tutta la polemica antirepubblicana, per esempio che è stata avanzata dalle dominazioni straniere per criticare gli assetti della Repubblica Veneziana, una cosa che non si vuole ricordare è che il Consiglio dei Dieci, questo organo così temibile, in realtà durava in carica solo un anno, proprio per la tutela della libertà repubblicana. Ma i mercanti che avevano partecipato alla congiura furono puniti con altri tipi di condanne esemplari. Il mercante doveva praticare le piazze di Rialto e di San Marco per trattare i suoi affari, e quindi ecco che vennero interdetti da Rialto e San Marco proprio quei mercanti che avevano sostenuto i congiurati. Queste interdizioni vennero poi revocate, si sa, col passare del tempo, ecco poi che anche la condanna va svanendo. E nella città rimasero queste testimonianze in pietra che vi ho già illustrato, cioè il portabandiera a San Luca, la località di Baiamonte Tiepolo con la colonna infame, ma soprattutto il luogo simbolo del fallimento della congiura fu proprio all'imboccatura della piazza, alla fine delle Macerie, dove venne situata appunto questo bassorilievo con la donna, la vecchia del Morter, che era in affitto in una delle case dei procuratori di San Marco, e quindi le fu garantito un affitto agevolato fino alla sua morte e anche ai suoi discendenti. Ecco anche l'inserto lapideo sul selciato per ricordare il punto in cui cadde il portabandiera di Baiamonte. E uno dei quadri in cui noi vediamo non solo la scena del conflitto e la scena della morte, ma anche dei santi che mandano appunto questa punizione ai congiurati e che sostengono sostengono la libertà repubblicana. Un altro evento importante segnerà la storia della città di Venezia e la storia anche dei riti pubblici del Ducato, e cioè una solenne processione alla chiesa dei santi Vito e Modesto. Il 15 di giugno infatti si festeggia la festa dei santi Vito e Modesto, e quindi nella enfatizzazione della vittoria e del caso che fu dalla parte della città di Venezia, ecco che si volle tributare riconoscenza a questi due santi. A San Vio, in una parte della città, vi era questa chiesetta dedicata ai due santi, che però si trovava in una situazione un po' angusta fra le calli e fra le vie di Venezia, per cui venne spianata tutta la zona che dal Canal Grande portò al nuovo edificio, questa nuova chiesetta dedicata ai santi Vito e Modesto, dove furono apposte le decorazioni lapidee che erano
nella casa di Baiamonte Tiepolo. Ecco quindi, con una sorta di legge del contrappasso, le decorazioni che rendevano bella la casa di Baiamonte, del traditore della patria, vengono impiegate per abbellire invece la chiesetta che ogni anno, appunto il 15 di giugno, veniva celebrata con una solenne processione proprio dal Doge, che quindi poteva sbarcare sulla strada che era stata aperta davanti a questa chiesetta e celebrare solennemente questa ricorrenza. Ma Baiamonte, che era scomparso dalla storia per mano di un sicario del Consiglio dei Dieci, in realtà riaffiorerà. E questa è un po' la dimostrazione di come quel momento della congiura sia stato un momento importante per l'affermazione e la consapevolezza dell'identità anfibia della città, che avrebbe dovuto appunto difendersi dalle mire espansionistiche della terraferma, una terraferma che era diversa, aveva un habitat completamente diverso da quello veneziano e che nel specifico momento della congiura di Baiamonte aveva cercato di avanzare le sue mire per trasformare Venezia in un porto di signorie di terraferma. Bene, nel 1797, quando la Repubblica cade e arrivano i Giacobini, ecco che i Giacobini fanno di Baiamonte l'antimito di Venezia. La municipalità provvisoria decreta le solenni esequie di Baiamonte. Siamo il 17 giugno del 1797. Ormai il Doge ha abdicato, se n'è andato, e viene rimossa la colonna infamante e viene rimosso il pilo portabandiera di San Luca e si erige un busto a Baiamonte Tiepolo in Palazzo Ducale. Il 18 giugno 1797 a Murano si erige l'albero della libertà, l'albero che è il simbolo della rivoluzione. Francesco Aglietti, che è un medico e un uomo di cultura veneziano, ma un giacobino, esalta Baiamonte e condanna il Doge Gradenigo. Si profana la tomba del Doge in San Cipriano a Murano e gli si erige una lapide infamante. Gli studiosi però non avrebbero posto la parola fine su questi conflitti, su queste interpretazioni culturali diverse. Una cosa è certa: in quella notte di Tregenda la città di Venezia aveva reagito a quello che poteva diventare un diverso modello di gestione della città. Venezia e lo Stato veneziano avrebbero creato il Consiglio dei Dieci e avevano chiaro ormai quello che era il modello da difendere, il modello di questa civiltà anfibia che era sorta sulle acque della laguna e che voleva quindi restare indipendente sia dalle pressioni da terra che dalle pressioni dal mare.